Io sono Giovanni Baccichetti, ho 36 anni, mi occupo della produzione dell'olio in azienda, coltivazione della verdura e seguo il vigneto Arefrontolo. Siamo a Vittorio Veneto, più precisamente a Ceneda, e nell'oliveto più giovane. Faccio questo lavoro dal 2009, ho sempre dato una mano durante le vacanze, diciamo, quando ero più piccolo. La produzione dell'olio la seguo io in persona, mio papà segue l'accettazione delle olive, mio cugino dà una mano per quanto riguarda tutto il procedimento di carico delle olive. Ci vuole passione e fare quello che piace. Sì, la Sansa è diventata una risorsa a tutti gli effetti. Siamo riusciti dopo diversi anni appunto a riqualificare un materiale che prima era un problema e adesso è una materia nobile a tutti gli effetti. Mentre il nocciolino, che è l'altro scarto della lavorazione, diciamo, ha un altissimo potere calorifero, ha una resa molto alta. Appunto siamo riusciti dopo diversi anni a utilizzarlo come pellet. In azienda abbiamo anche delle serre dove coltiviamo piantine da orto e verdura. Appunto questa risorsa, questo nocciolino, ci ha aiutato molto nel riscaldamento, in quanto adesso siamo completamente indipendenti e abbiamo abbandonato il gasolio. Noi comunque in azienda abbiamo anche la fortuna che trattiamo direttamente dal prodotto iniziale, ossia seminiamo gli ortaggi direttamente in azienda, quindi abbiamo anche modo di scegliere qualità migliori e quindi di avere un prodotto migliore sia in quanto piantina sia in quanto prodotto finito. Facciamo solo cuore, il ciliegino quest'anno è questo qua che è il cuoricino. Tra i prodotti principali di cui andiamo anche più fieri è il fatto di aver anche comunque recuperato un fagiolo tipico della zona qua, che sono le mame del Pago. Il fatto che bisogna recuperare il seme, non tutti, in senso non è un seme che trovi da rappresentante, è un seme che devi comunque usare tu.